Cominciamo questa inaugurazione del nuovo metodo dell'associazione. È nata con le finalità dell'antincendio boschivo e poi dal 2000 è entrata nell'organizzazione della protezione civile. Ultimamente, da 2 anni a sta parte, un altro passo è stato fatto con la formazione, grazie a un gruppo di volontari, del gruppo cinofilo da soccorso per la ricerca a persone disperse. Infatti anche qui l'associazione si è iscritta al coordinamento regionale del Veneto, coordinamento cinofilo. Un'altra specialità che abbiamo comunque anche al nostro interno, che è sempre bella ricordare, è avere un volontario che ha, dopo un percorso formativo, assunto il ruolo di formatore regionale per volontari di protezione civile. Ha fatto un percorso formativo, è iscritto all'albo regionale, quindi può fare anche corsi di formazione, che è Stefano. Quindi ci troviamo un'associazione con l'antincendio boschivo, la protezione civile, il nucleo cinofilo per la ricerca a persone disperse e anche i volontari abilitati per fare formazione. Indicativamente questa è un po' la presentazione veloce dell'associazione. Posso anche aggiungere che comunque l'associazione è sempre stata disponibile a intervenire in primis comunque nei nostri 2 comuni di riferimento, ma anche in situazioni che vanno al di fuori dei nostri comuni, sia a livello regionale ma anche nazionale. Alcuni esempi possono essere Baia, Del Pago l'anno scorso, Fordignano, Follina, terremoto dell'Abruzzo, le campagne antincendio fatte in Puglia negli anni scorsi. Sì, situazione dinamica che si muove, che c'è voglia di fare, non è la situazione statica che si accontenta del proprio orticello. Nello specifico oggi andiamo ad inaugurare questo nuovo mezzo. Questo nuovo mezzo va a sostituire un vecchio mezzo che è parcheggiato qui fuori, che tra problemi meccanici dovuti all'usura, perché è un mezzo dell'89, ormai si sapeva quando si partiva ma non si sapeva quando si arrivava, era una problematica. Sul mezzo che era qui fuori c'era un modulo antincendio boschivo che poi con l'acquisto di questo furgone l'abbiamo portato qui, l'abbiamo adattato. Questo mezzo è un Ford Transit 4x4, quindi un mezzo a trazione. È stato sistemato il modulo ID, è stato adattato, allargato, reso un po' più funzionale e abbiamo collocato anche delle casse in modo da riporre le varie attrezzature. E qui posso anche dire che con questo mezzo l'associazione aumenta la propria capacità operativa, quindi non solo legata agli incendi boschivi ma anche in attività di protezione civile, perché comunque nelle varie cassettiere possono starci il generatore, una motopompa, le motoseghe, ed ecco che la squadra di volontari che esce può andare o sull'incendio o su attività di protezione civile. Mi viene in mente l'esempio a Vaia, si partiva con il Defender o si andava su quel modulo o con le motoseghe o con la motopompa. Gli spazi erano ristretti, c'erano un po' di difficoltà nella logistica, invece con questo mezzo abbiamo ovviato tutte queste cose. Tutto questo è stato reso possibile grazie a un contributo regionale che noi abbiamo partecipato a un bando nel 2019, siamo stati beneficiari, ci è stato concesso un contributo di 37.000 euro da parte della regione, mentre la restante parte è stata cofinanziata dal gruppo ATS e una piccola parte è messa all'associazione, perché la spesa totale comunque è stata di 45.000 euro. Quindi tra regione, ATS e associazione siamo riusciti a portare a casa questo mezzo e a renderlo funzionante. Pertanto io vorrei ringraziare in primis la regione, rappresentata dall'assessore Gianpaolo Botazzin, e al gruppo ATS per il loro importante cofinanziamento. Ovviamente anche i sindaci che si sono resi subito disponibili a darci una mano nel reperire i fondi che servivano. Io a nome mio e di tutta l'associazione vi ringrazio. Io non aggiungerei altro. Una cosa ho tralasciato, mi sono dimenticato, sorvolato, non ho presentato un po' anche
i volontari. Noi qui siamo attualmente 30 volontari iscritti e tutti i volontari nel limite delle loro disponibilità e quant'altro cercano di darsi da fare, di impegnarsi, li ringrazio per quello che fanno. E sono fortunato a rappresentare un'associazione che comunque ha all'interno parecchi giovani, infatti come dicevo prima l'età media qui dentro non si arriva neanche a 40 anni. E età giovane non significa essere inesperti, ma significa secondo me avere nuove idee, nuovi stimoli, iniziative, tanta voglia di fare, perché poi comunque tutti i volontari seguono dei corsi di formazione o di solito partecipano anche alle varie esercitazioni che noi di solito organizziamo. Un esempio, quest'anno che abbiamo organizzato noi, ho partecipato, sono state 4 esercitazioni qui nella nostra zona, quale bene o male tutti quanti hanno cercato di aderire, e questo aiuta la loro crescita in modo da rendere gli interventi professionali, che questa professionalità serve per la sicurezza del volontario ma anche per la sicurezza delle persone a cui diamo il training. Come associazione non avrei altro da aggiungere. Ringrazio sempre i sindaci per la loro disponibilità, le loro attenzioni e tutte le persone qui presenti che comunque non ho nominato, però cercano sempre di darci una mano con quello che possono. Grazie a tutti. Grazie Luca.